Oggi l'incontro con la Conferenza Episcopale Siciliana si parla di antimafia, di impegno, di riutilizzo di beni confiscati, di memoria. Con quale spirito ha incontrato i vescovi e come è uscito da questo incontro? La saggiatura tra la testimonianza cristiana e la responsabilità civile, che chiama in gioco tutti noi, chiama in gioco la Chiesa. La Chiesa che ha come riferimento, la nostra Chiesa, come riferimento la parola di Dio, che è una parola a volte scomoda, difficile, provocante, ma una parola che ci invita a metterci in gioco, a darci una mossa, a uno scatto in più. Anche perché se parliamo di mafie, certo, è 170 anni che noi parliamo di mafie, nonostante l'impegno e il sacrificio di tanti. Il grande lavoro che è stato fatto e che viene fatto. Ma non basta, non basta. Oggi dobbiamo unire di più le forze, tutti, per diventare una forza etica, sociale, culturale, anche politica, nel senso del servizio per il bene comune. Anche perché dagli ultimi dati nel nostro paese, ce l'ha ricordato il procuratore nazionale antimafia, no? Che i rapporti tra mafia, politica, corruzione, mafia, li ha riassunti in 3 parole. Anche qui senza dimenticarsi le cose belle, importanti e positive, ma i rapporti sono, ha detto il procuratore nazionale, diffusi, disincantati, pragmatici. Le mafie si sono trasformate, loro cambiano. Gli obiettivi restano gli stessi, la duratura del denaro, il potere, la forza, quello resta. E allora tocca a noi darci da fare di più. E di questo di più, anche il ruolo della Chiesa, delle chiese che abbiamo riflettuto, che hanno fatto, che stanno facendo. Ci sono delle belle testimonianze, quante cose belle che ci sono nel nostro paese. Però uno scatto in più da parte di tutti oggi è necessario.